Ecco, sono stati diversi sindaci che sono passati qui all'amministrazione, il default è un ricordo, quindi perché non si fa questa stabilizzazione? Allora, diciamo che noi siamo arrivati nel momento giusto ma nel momento storico sbagliato, perché abbiamo pagato a Porto Empedocle il dissesto avvenuto 5 anni fa, ma questo non può essere una giustificazione, perché noi siamo precari a livello regionale dal 1988, perché è stato l'inizio di questo calvario, poi al Comune di Porto Empedocle da 22 anni, perché noi i primi precari a Porto Empedocle con contratto di diritto privato sono arrivati nell'agosto del 2002. Quindi tutte le amministrazioni che si sono succedute, anche però con la connivenza dei governi nazionale e regionale, non hanno mai voluto affrontare il problema. Quindi ora noi ci siamo ritrovati in in un cul-de-sac, cioè praticamente il Comune di Porto Empedocle può stabilizzare in quanto non ha più personale a tempo indeterminato, quindi solo tutte le attività dell'ente vengono gestite dai precari. Però di contro, essendo che viene da un dissesto e deve ancora riequilibrare e fare dei rendiconti, per lo Stato e per le leggi in vigore non può stabilizzare, perché deve dimostrare di essere uscita da questa situazione. Quindi noi ci troviamo in questo limbo e di questo limbo ne stiamo pagando. Ma quali sono le risposte dell'amministrazione attualmente? Voi sicuramente avete un dialogo con l'attuale sindaco Martello. Cosa c'è in pentola? Allora, con il sindaco Martello, devo dire, si è insediato quasi da 1 anno e mezzo, abbiamo subito iniziato a intavolare le trattative con i sindacati. Il problema qual è? Che ci fermiamo sempre all'ultimo step, cioè quello dell'approvazione dei rendiconti di bilancio, ma questo non può essere una scusa per l'amministrazione, perché in questo momento l'amministrazione non ha un ragioniere capo, non ha un ingegnere capo, non ha le figure apicali che possono sedersi ad un tavolo per snellire e accelerare queste procedure, e quindi noi praticamente ci rimbalziamo la palla e noi siamo stati costretti oggi a fare questo sit-in per far capire anche alla cittadinanza empedocrina che se ha i servizi in questo momento, che possono essere a singhiozzo o meno, ma comunque sono tutti garantiti, gli vengono garantiti da personale precario che rischia non seriamente, sicuramente che al 31 di dicembre... Avete pensato di sensibilizzare la prefettura? Esatto, sensibilizzeremo la prefettura anche tramite il sindaco. Noi abbiamo chiesto all'amministrazione, al sindaco, al segretario di costituirsi parte civile con noi e in prefettura segnalare che il problema diventerà serio, perché qui non si potrà garantire l'ordine pubblico perché i vigili urbani sono precari, non si potranno garantire servizi essenziali, stato civile, anagrafe, concessioni di permessi, cioè tutto verrà bloccato perché non c'è personale. Anche oggi le organizzazioni sindacali come la CGIL e la CISL sono in piazza accanto ai lavoratori per dare voce al loro malessere. Qua a Porto Empedocle ci ritroviamo ad avere dei lavoratori ancora senza un contratto, non solo a part-time, ma soprattutto senza un riconoscimento legittimo di un contratto che li tutela e li garantisce sino alla pensione. Quindi la nostra voce è ancora più forte, ancora più alta, per far sì che questo problema possa riuscire a trovare una soluzione, perché altrimenti la gente continuerà a sentirsi lavoratore, si continuerà a sentire lavoratrice di serie B, e questo non è possibile dopo 30 anni spesso di precariato. Si rivendica un diritto, e parliamo di diritto perché la stabilizzazione è un diritto dopo tutti questi anni di precariato. Parliamo dei lavoratori naturalmente tutti del comune, ASO e precari storici. Perché è un diritto? È un diritto perché tu ci lavori, ci vivi, ci fai vivere le famiglie con tanti sacrifici e soprattutto con eccessivi carichi di lavoro. Pensate che questo comune fino a qualche anno fa constatava di circa 200 unità. Queste 200 unità lungo il percorso si sono ridotte al lumicino, e chi sostiene le attività principalmente dell'amministrazione sono questi lavoratori, questi che chiedono la rivendicazione della stabilizzazione che è stata più volte promessa da parte di tutte le cordate politiche e quant'altro. Siamo in un ragionamento costruttivo, però il ragionamento costruttivo ci pone a delle condizioni di rabbia. Quali sono? Mancanza osservanza della tempistica, promesse non mantenute, ora vogliamo i fatti. Finalmente questi lavoratori hanno deciso di scendere in piazza per rivendicare il loro giusto. Sindaco, quali sono le risposte che l'amministrazione attiva darà o è in procinto di dare verso questi
dipendenti che al momento stanno manifestando davanti al Comune. La manifestazione di oggi è sicuramente motivata da tutta una serie di difficoltà che in questi mesi abbiamo anche incontrato noi come amministrazione nel cercare di trovare una soluzione al loro problema, un problema che si trascina da anni e che oggi è uno dei momenti di manifestazione, perché ormai i dipendenti di quest'ente, come in altri enti ormai rimasti pochi in provincia di Agrigento, che non trovano risposte ad una stabilizzazione. Noi abbiamo cercato fin dall'inizio di capire come era possibile stabilizzare i precari di questo comune, ma ci siamo, come dire, scontrati con un muro di gomma, perché nei diversi incontri avuti con i funzionari anche della regione siciliana, purtroppo in un comune in dissesto, finché non approviamo i rendiconti definitivi non possiamo procedere alla stabilizzazione. Avevamo noi, per accelerare i tempi, approvato il piano del fabbisogno del personale, però siamo, come dire, fermi in una situazione di limbo che preoccupa i lavoratori e noi in particolare, anche perché nel corso degli anni questi lavoratori hanno dato e continuano a dare a questo comune grande linfa nello svolgimento delle loro funzioni, ma che oggi manifestano per un diritto che avrebbero dovuto acquisire già da tempo, ma che purtroppo nel corso degli anni, quando vi erano le condizioni per stabilizzarli, non si è fatto. Oggi, nonostante il nostro impegno, nonostante la volontà e le condizioni per stabilizzarli, ci troviamo, come ho detto poc'anzi, a scontrarci con un muro di gomma che è difficile da superare. Non di meno avevamo fin dall'inizio del mio mandato cercato di alleviare queste difficoltà integrando l'orario fin dove era possibile a tutti i lavoratori di questo comune. Però la risposta che cercano i dipendenti in modo legittimo è quello di finalmente, dopo più di 20 anni, trovare una stabilizzazione e quindi avere, come dire, alzarsi la mattina non pensando cosa succederà domani. Quindi il nostro impegno e la vicinanza ai lavoratori c'è e c'è stata fin dall'inizio. Cercheremo anche nei prossimi giorni, nei prossimi mesi, di capire come è possibile addivenire ad una soluzione.